Giorno 8 e sono le 8:08. Ecco, è già mezzogiorno perché ho dovuto passare 3 ore in un bar a caricare i telefoni. Questo pomeriggio cerchiamo di salire, andiamo verso Ligosullo. Al bar mi hanno già detto che sarà una bella sfacchinata. Ecco boh. Abbiamo appena iniziato, questa è la prima salita. Dai, se non altro in queste zone non c'è il Tamarindo che ci può fermare per strada. Conoscete, no? Il Tamarindo è il macchiarot di Gemona, per fortuna ce l'hanno solo là. È un macchiarot, quindi questo omino alto circa 80 cm, vestito di rosso. Il Tamarindo in particolare ha un cappello e delle scarpette di rame. E questo qua cosa fa? Si mette in mezzo alla strada, si allarga fino a occuparla tutta e non vi fa passare. Tra l'altro adesso è un problema minore perché nessuno va in giro con pecore e capre, ma una volta ve le fregava, si faceva seguire dalle pecore e dalle capre che faceva cascare giù da un burrone e poi se le pappava. Ma ora che mi ci fate pensare, qua in Carnia c'è un macchiarot molto più pericoloso, c'è il Trui. Dicono che giri solo di notte e dicono che la notte è del Trui, guai a chi si fida di lui. La gente che passa con la macchina mi guarda con un'espressione del tipo: chi è questo folle? C'hanno ragione, cartelli personalizzati. Certo che questa missione deve essere benedetta. Sono 8 giorni che viaggio e avevano messo pioggia 2, 3, 4 giorni, ma proprio tempesta, e invece abbiamo beccato giusto qualche goccia o un paio di ore di pioggerellina, niente di grave. Spettacolo! Dai, ditelo. Ma allora sei un pirla. Così proprio, senza neanche il zip. Sei un pirla. Siamo quasi a Ligosullo, però noi giriamo a destra per salire verso il lago di Mon. Spero che là ci sia un posto un po' riparato dove mettere la tenda. Oggi siamo partiti da Paolaro, abbiamo fatto su fino qui a Ligosullo e qui abbiamo preso questa strada qua. Adesso secondo me siamo qui da qualche parte, il lago è qua su. Ah! Ok, il lago è molto più lontano di quanto non sembrasse. Sono le 5:30 e ho il timore che arriverò per le 7, 8 forse. Ma io dico, abbiamo fatto 30, ormai facciamo anche 33. C'è anche il castello in vendita. Dai, se non altro siamo giusti. Chiedo venia per la qualità dell'immagine, ma per salvare lo smartphone dalla pioggia ho dovuto inserirlo in una specie di preservativo apposta. Siamo vicini! E ha anche smesso di piovere. Sono le 6:30 e mi fanno male le chiappe. Scherzavo, siamo poco più di metà strada. E nei martedì di giugno quanta neve che cadrà. Fantazzo! Sono stanco. Cioè non potevo andare a cercare le aganis della spiaggia. Sono quasi le 8 e laggiù in teoria c'è l'ultimo tornante. C'è ancora un po' di luce, chissà se riusciamo a vedere il tramonto dall'alto. Boom!
Bene, possiamo tornare indietro. E ho visto delle marmotte, non sono riuscito a filmarle perché erano lontane, ma ci sono. E adesso ci accampiamo qua, dove è un po' riparato, facciamo da mangiare e poi forse con la luna piena andiamo a vedere il secondo laghetto. Bam, tenda pronta, cibo in preparazione, la luna è scomparsa. Ma mi sa che è meglio così perché sto già crollando dalla stanchezza, quindi dopo mangiato mi sa che mi butto subito in tenda. Ora è comparsa, ma la nube minacciosa si sta spostando. Sta diventando un po' inquietante. A parte che col buio questo cellulare fa le luci molto blu. Ma guardate la nebbia. E la cosa peggiore è che il mio orzo sta una vita a cucinarsi. Giorno 9, piove.